Se la Darsena alla Fiera del Mare di Genova avrà un pieno utilizzo. Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha approvato un provvedimento che ne stabilisce le modalità di gestione. Abbiamo finalmente, oserei dire, approvato una sistemazione complessiva della nuova Darsena. Noi avevamo ricevuto diverse istanze, alcune le abbiamo rigettate, abbiamo accolto parzialmente le istanze dei saloni nautici che organizzano il salone, come tutti sanno, di Genova, su circa il 40% dello specchio acque della nuova Darsena con una licenza quadriennale. Il restante 60% della nuova Darsena l'abbiamo accolto parzialmente all'istanza di Amico & Co, che come tutti sanno riparano grandi yacht e già operano a Genova, con una concessione per 20 anni. Complessivamente verranno investiti dai due soggetti oltre 6 milioni di euro. Il compendio verrà a questo punto valorizzato tutto l'anno e l'autorità di sistema portuale introiterà più del doppio dei canoni che attualmente sta introitando sulla Darsena. Quindi direi che è un risultato molto positivo. Ucina, la Presidente De Maria, aveva sollevato due temi in particolare: la liberazione delle aree per il Salone Nautico. Complessivamente il Salone Amico libererà la sua porzione di Darsena per 50 giorni per garantire l'organizzazione del Salone. Di questi 50, in particolare 30 giorni prima del Salone, l'area dovrà essere liberata, lasciando così ai Saloni Nautici la possibilità di organizzare il Salone. Amico si impegnerà a non organizzare eventi concorrenti durante l'anno agli eventi nautici, le fiere che organizza ovviamente come oggetto sociale i Saloni Nautici.